grande scandalo dell'evasione fiscale che c'era nelle imprese e nelle concerie della zona. Allora, c'è stata però una iniziativa che è stata bloccata, questo è il Corriere della Sera, veto della Questura, il monumento dell'evasore del Stato di Mantova Croce. Ci riferiamo alla Stato, che il gruppo indipendentista Veneto Stato voleva collocare di fronte al Duomo nella piazza. Era un imprenditore incatenato dal peso delle tasse. La Questura ha detto no, vediamo perché, e ringraziamo soprattutto Giuseppe Gioia, che è il caporedattore della sede RAI di Venezia, che ha permesso questo servizio. E poi sentiamo Pistati. L'Italia è finita, si è già fallita economicamente, si è fallita ideologicamente, fallita a livello di libertà democratiche. Veneto Stato è qua a testimoniare invece il proprio totale appoggio al sistema produttivo del Veneto, che ha mantenuto in piedi questo Stato, questa baracca, che ormai è una groviera fallita. Dove la socia? Dove la socia? Perché l'imprenditore è il primo precario del sistema produttivo, e vive mese per mese. Veneto Stato indipendente, Il simbolo dell'imprenditore veneto, trafitto! Volete voi parlare con l'Italia? Allora, insistiamo, questo è solo l'inizio di un percorso di indipendenza nella legalità, nella democrazia, col consenso della gente. Mandiamo a casa anche gli ultimi cialtroni, non possiamo fallire anche noi per solidarietà. Insomma, mandiamo a casa i cialtroni, abbiamo sentito in questa manifestazione qui. Abbiamo visto cartelli, siamo molto vicini a quel che ci stavamo dicendo Assolutamente, finora. cioè, qui il tema è sempre quello, come uscire da questa situazione di crisi, e qui c'è una risposta, diciamo, in qualche modo c'è una risposta, cioè separarsi addirittura dall'Italia. Allora, Ludovico Pizzati è il segretario di Veneto Stato, quindi da quello che abbiamo capito, non vogliamo semplificare né banalizzare, mi scuso se saremo un po' brutali, ma siete decisi a staccarvi pacificamente dall'Italia per creare uno Stato indipendente? In questa situazione avete anche questo ardire? Sì, è un percorso democratico senz'altro, però che non passa per il Parlamento italiano. Per fare un esempio a livello internazionale, quello più recente è quello del sud del Sudan, dove solo i cittadini del sud del Sudan hanno deciso di creare uno Stato indipendente. In Europa il caso più recente è stato quello del Montenegro, che è diventato indipendente dalla Serbia nel 2006, sempre tramite un referendum con monitoraggio internazionale, e il prossimo con tutta probabilità sarà la Scozia, che ha in programma di fare un referendum nel 2015 per diventare uno Stato indipendente dalla Gran Bretagna. Questo, appunto, ci tengo a sottolineare, sono dei percorsi pacifici e democratici che si fanno a diritto internazionale e che hanno bisogno di una maggioranza di consenso, non a livello, nel nostro caso italiano, ma una maggioranza veneta. Non possiamo fallire anche noi per solidarietà, queste le cose che avete detto. Nel caso della manifestazione ad Artignano era un monumento all'imprenditore, non all'evasore. Il primo precario, lo diceva, l'abbiamo ascoltata. Sì, a un intero settore produttivo che al momento è in crisi e che era stato ingiustamente denigrato dalla stampa italiana come la capitale dell'evasione fiscale. Noi siamo andati a vedere anche i dati stessi dell'Agenzia delle Entrate e appunto si vedeva che il più basso tasso di evasione in Italia era proprio lì in Veneto, quindi non ci andava non solo di pagare più tasse di tutti, ma anche di venire chiamati evasori, e addirittura che il Veneto si è arricchito perché evade le tasse, mentre sempre i dati dell'Agenzia delle Entrate dicono che la percentuale di evasione è la stessa che in Svezia. Quindi non era un'apologia all'evasione, è giusto che ci siano controlli, è giusto che se c'è qualcuno che sbaglia anche in Veneto che paghi la multa, però l'iniziativa, il monumento non voleva accettare di essere descritti come degli evasori, quando sicuramente è il caso. Senta Pizzati, ma
la Lega e il federalismo fiscale non sono già una risposta, diciamo, sufficiente a quello che chiedete voi? Sarebbe bellissimo avere un federalismo tipo svizzero, però il primo non è quello che propone la Lega, è più un federalismo di stile sovietico, e secondo c'è l'impossibilità del percorso politico che cerca di fare la Lega, che è da 30 anni che promette autonomie, federalismi, devolutions con varie aggettivazioni, però non conclude assolutamente nulla perché tramite il Parlamento italiano, cioè quindi cercando di riformare lo Stato italiano, ha bisogno di una maggioranza, se non addirittura 2/3 del Parlamento italiano, e noi vediamo un percorso impraticabile e impossibile, mentre grazie a delle Nazioni Unite e a diritto internazionale sottoscritto anche dallo Stato italiano, il popolo veneto, con una maggioranza di consensi solo a livello veneto, può fare questo percorso di diventare indipendente per un diritto precostituzionale. Volevo leggere un titolo insieme a voi e poi chiedere a Pizzati se è d'accordo dunque con questa posizione. Repubblica, il 10 settembre, basta aiuti all'Italia, crisi BCE, dunque condivide questa posizione che poi è quella di Stark, di Jürgen Stark, che per protesta perché per contro questi aiuti si è dimesso dal suo incarico nella BCE, cioè la Banca Centrale Europea come autorità monetaria può fare degli aiuti con un impatto temporaneo, quindi l'ha già fatto in agosto intervenendo sui mercati secondari delle obbligazioni e ha avuto un calo temporaneo dello spread. Però la Banca Centrale Europea non può avere un effetto permanente, quello ci vuole la politica fiscale che in questi mesi l'attuale governo non è stato in grado. Se lei fosse la BCE ci aiuterebbe, ci darebbe gli aiuti? Avrei fatto così in agosto perché avrei fatto quel quantitative easing che hanno fatto, però è una cosa che non ha senso fare di continuo perché creerebbe solamente inflazione in tutto il sistema europeo. Ma quindi scusi, Pizzati, noi qui ci stiamo abitando sul problema del pareggio di bilancio, alcuni lo vogliono addirittura inserire in Costituzione, ma quindi secondo me il problema non è quello lì, cioè il problema europeo fondamentale, il problema chiave è quello del bilancio. È secondario, come già stato detto in trasmissione. Secondario? Il problema vero del sistema Italia è la crescita. Chi l'ha detto qua? 10-15 anni. Il Fondo Monetario dice che Crisi del 29, se Roosevelt aveva nella Costituzione americana il pareggio di bilancio, il New Deal non sarebbe mai esistito, non staremmo a parlare di riforme economiche, il rilancio dell'economia. Abbiamo un economista. Che dice? è messa bene, non è un problema, il problema dell'Italia è che non ha la crescita per sostenere la crescita del debito, quindi accanirsi sul pareggio di bilancio, sacrificare la crescita, che vuol dire lavoro, meno disoccupazione eccetera eccetera, sacrificare la crescita nell'altare del pareggio di bilancio è sbagliato perché è una politica miope che guarda solo al breve termine e non ti assicura un pareggio di bilancio o una crescita virtuosa nel medio e lungo termine. Semplice. La priorità deve essere la crescita, e per avere crescita ci deve essere una diminuzione della pressione fiscale che non a caso in Italia è la più alta al mondo. Sentiamo Marco. Io sono d'accordo su tutto, l'ha detto benissimo. L'unica cosa che non Primo capisco aderente a è Veneto. come fa, è come fa a favorire la crescita assecondando l'egoismo del Veneto. Allo stesso modo in cui non capisco come la Germania, dopo aver fatto l'unificazione, pensi di risolvere il problema dell'Europa, attraverso il rattrappimento baltico, cioè richiudendo l'Europa così. L'Italia prima e l'Europa dopo sono state probabilmente le due grandi idee che nel corso degli ultimi 2 secoli ci hanno permesso di vivere sempre meglio. Mettere a repentaglio l'Europa, mettere a repentaglio l'Italia è una cosa sbagliatissima perché non crea crescita e a quel punto fallirete ma per egoismo Sentiamo e non per Pizzati. solidarietà. Allora, intanto io ci tengo al benessere di tutti i cittadini della penisola italica, quindi non è una questione di egoismo che se quello che avvantaggia il Veneto e svantaggia la Sicilia. Possiamo anche vedere un esempio che è già accaduto in Europa,
18 anni fa, nel 1993, la Cecoslovacchia in maniera pacifica si è divisa ed è diventata la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Da quegli anni, negli ultimi 20 anni, la Slovacchia, che era la parte più povera della Cecoslovacchia, è cresciuta molto di più della Repubblica Ceca. Quindi non è assolutamente vero che tornando a un Ma lei equilibrio cosa vuole politico... tornare però, infatti, alla Serenissima di Venezia però, perché cioè, un conto è la Cecoslovacchia che, voglio dire, avevano storicamente una divisione, insomma, è un po' imparagonabile. Ma guardate il Rinascimento, c'è anche l'Italia ha una storia Vabbè, allora torniamo al periodo... Comunque commerciavano, facevano un'unità culturale. Io Marco, non lo so. vuole intervenire Marcon? Marcon che da cognome si evince che possa avere a che fare qualcosa col Veneto. No, tanto dobbiamo fare anche gli esempi negativi, non solo quelli positivi. La storia dell'ex Jugoslavia testimonia che le secessioni producono spesso anche dei drammi enormi, morti e situazioni che sono ancora molto pesanti, molto serie. Tra l'altro quegli stessi paesi sono costretti poi a rimettersi insieme dal punto di vista delle relazioni economiche e delle relazioni istituzionali, a trovare nell'Unione Europea una loro collocazione. Quindi da un punto di vista strettamente economico non sopravvaluterei la scelta che voi proponiate, perché rischia invece di produrre più povertà per il Veneto. E poi vorrei dire un'altra cosa, lei faceva riferimento riferimento alla Lega. Non so quali sono i vostri rapporti con la Lega, magari si lo spiegherà, però guardi che la Lega in questi anni a parole ha propugnato il federalismo, è stata anche protagonista di alcune scelte fondamentali che possono essere criticate o apprezzate a seconda dei punti di vista, ma nel concreto la Lega in questi anni, soprattutto con l'ultima manovra, ha massacrato gli enti locali dal punto di vista della spesa, ha massacrato le regioni, ha massacrato la spesa e gli interventi che queste regioni possono fare, le regioni e gli enti locali possono fare per i loro cittadini. Quindi scelte centralistiche ricoperte da un alone di federalismo e di più importante, vedo che è d'accordo con me, quindi si vede che i nostri rapporti non sono così buoni. A parte la prima parte, perché volevo farvi un esempio, dato che qua il Veneto è anche vicino, dopo Friuli confina con la Slovenia, ci sono addirittura delle corriere dei risparmiatori veneti che una volta ogni 2 settimane vanno in Slovenia, che è parte dell'Unione Europea, quindi c'è libero scambio di capitali, e vanno per aprire conti in banca in Slovenia, un paese che fino a 20 anni fa era un paese comunista, dove erano i sloveni che cercavano di venire in Veneto. Adesso, almeno dal punto di vista delle imprese, oppure anche solo del piccolo risparmiatore, c'è l'effetto contrario, che vanno là perché c'è una situazione più rassicurante anche dal punto di vista. Lei torna al tema della credibilità politica di questo paese. Se gli investitori vanno via, se chi ha i soldi per investirli qui li porta all'estero, il problema non è, il problema è chi è la classe dirigente del nostro paese, chi la governa, chi dal punto di vista economico, i decisori. Ma aspetti che le faccio arrivare una domanda anche dai cittadini attivi del Movimento 5 Stelle. Allora, molto concretamente, questa parola è bellissima, concretamente, l'ha utilizzata anche lei. L'Italia è un paese spettacolare, da Lampedusa fino alle Alpi, ok? Siamo tutti d'accordo su questo. Mettersi a discutere secessione, come diceva anche Marcone, secondo noi sono dei discorsi molto pericolosi, perché incitano al separatismo, alla violenza. Detto questo, e ripeto la stessa cosa della scorsa settimana che ho chiesto all'onorevole Salvini della Lega. Voi cosa pensate rispetto al fatto di sapere i nomi degli imprenditori scudati al 5%? Vogliamo i nomi. Lì ci sono 230 miliardi di euro. Perché anche voi non chiedete, come stanno chiedendo la maggior parte dei cittadini, i nomi di queste persone? Vedrà che risolviamo tutti i problemi. Cominciamo a risolvere tutti i problemi di questo paese. È molto semplice. Vogliamo i nomi delle persone che fanno rientrare i soldi in Italia tramite la legge dello scudo fiscale. Perché non rispondete su queste cose banali? È semplice, è molto semplice. Questa cosa succede soltanto in Italia. La scorsa settimana l'onorevole Stracoragno ci ha risposto che in realtà negli altri paesi
l'anonimato è garantito perché altrimenti le persone non fanno queste dichiarazioni. Non è così. In Inghilterra l'anonimato è punito per legge. I capitali a rientro sono tassati al 50% e chi evade va in galera, capito? Quindi cerchiamo di risolvere questi problemi. I problemi in Italia sono solo questi, mi credo, sono solo questi. Sì, no, ma sono d'accordissimo, cioè va benissimo il rispetto della legalità, infatti siete anche d'accordo, chi decide di prendere un non conto, voglio in interrompere. Austria ci Se sono dei siete modi d'accordo, che può se compilare siete d'accordo, e dimostrate. liberare quello che guadagna per interesse. Quindi è Comunque c'era d'accordo. anche una seconda domanda fatta dal conduttore riguardo anche la credibilità, perché tanto gli spread dipende anche dalla credibilità non solo degli investitori stranieri ma anche degli stessi risparmiatori italiani o veneti che decidono di portare via le loro risorse, i loro risparmi dall'Italia. C'era una statistica molto interessante da abbinare da quello che avete fatto vedere in studio, cioè che voi in studio avete fatto vedere che lo stipendio medio in Italia è molto mediocre rispetto agli altri paesi europei. C'è un'altra statistica che è apparsa sulla voce con un blog di economisti della Bocconi che metteva in paragone tra gli stipendi dei parlamentari italiani e quelli dei loro colleghi europei. Bene, mentre la media del parlamentare in Europa è di 50.000 euro all'anno, in Italia, secondo questa statistica, era 3 volte tanto, 150.000. Quindi anche quelli sono segnali, uno dice ma forse in Slovenia, in Austria, dove ci sono i parlamentari che si fanno pagare 50-55.000 euro all'anno, sono dei paesi seri rispetto a un paese che preferisce aumentare l'1% di IVA invece di risparmiare anche questi costi della politica. Allora abbiamo una manciata di minuti, Sì, pochi minuti. amministriamo In l'idea. realtà io su queste scelte secessioniste proprio non commenterei perché non sono assolutamente d'accordo. Lui ha fatto un passaggio però sull'Europa e su Stati si è dimesso perché non era d'accordo sulla scelta che intervenisse la BCE al posto del fondo sui passati. Non è un caso che ieri il ministro del tesoro americano è volato in Germania e in Europa a suggerire la stessa soluzione che è stata adottata con i mutui matti, pazzi che è successo in America, per adottare la stessa soluzione in Europa, cioè poter addirittura determinare un debito rispetto al fondo salvataggio, cioè sforare la soglia che era stata stabilita. E non è un caso, anche rispetto alla Merkel, di cui si è detto la Germania, e noi non dovremmo essere affatto felici da italiani di essere considerati così, perché lo stesso Grillo prima diceva sono 30 anni che questi politici sono qui, sono 30 anni che quei politici vengono eletti anche con leggi elettorali come lo vogliono loro e sono 30 anni che sono i cittadini italiani che votano, non è che sono... però volevo semplicemente No, quando finisco, un secondo e finisco. No, Finito il bisogna tempo, finire, c'è purtroppo, vi dirò, il tempo è il tempo. Un flash d'agenzia appena uscito sul home page del Corriere della Sera, i legali Berlusconi non andrà dai PM di Napoli. Devo lasciarvi con questa notizia. Allora, Picerno, non, 30 secondi. non commenti questa cosa. Ma come non si fa non commentare? Dico però su quanto appena detto dal segretario di Veneto Stato, le scelte secessioniste sono assolutamente antistoriche, fuori dal mondo, fuori dal futuro e fuori diciamo anche dalla struttura di questo paese, dagli italiani che quest'anno hanno festeggiato peraltro i 150 anni dall'unità. È evidente che c'è un problema di politiche che sono state messe in campo insufficienti, ingiuste, sbagliate. Su questo nessuna misura diciamo per la crescita contenuta nella manovra, dato per slogan perché evidentemente il tempo è finito, pagano sempre gli stessi. Il costo di questa crisi la pagano gli stessi, è giunto il momento di far pagare a chi fino adesso non ha mai pagato. È giunto il momento del TG3, grazie a tutti. Ci vediamo dopo, vi aspettiamo.